In una giornata così importante da ricordare, il 25 di novembre, non potevamo avere che una relatrice di grande spessore, una sociologa, e non sto qui a raccontare perché si racconta da sola, e porgo i saluti della nostra dirigente che per impegni istituzionali ha lasciato me a fare le sue veci. Quindi cosa le devo dire? La ringrazio e sperando che questo suo momento, questa tavola rotonda, possa avere un traguardo ed un inciso pedagogico per i nostri ragazzi. Bene, io vi ringrazio di avermi invitata, in questo giorno così importante per le donne, ma anche per tutta la popolazione, non solo italiana ma mondiale. Tante persone combattono contro la violenza contro le donne, il femminicidio e soprattutto un cambiamento di rotta da un punto di vista, ehm, psicoeducativo. Infatti parleremo di questo, perlomeno io cercherò di parlare di questo. Un atteggiamento collettivo, comune e culturale che deve essere modificato a partire dalla scuola. Sì, questo è diciamo sono le mie conclusioni, perché se noi non cambiamo le linee della socializzazione ai giovani e ai giovanissimi, chiaramente non faremo altro che riprodurre stereotipi patriarcali e di genere e quindi condurre a determinati comportamenti degli uomini verso le donne soprattutto, ma anche proprio a livello educativo in generale.